È stato il vento che spingeva forte la marea, soprattutto in mare aperto, a convincere la cabina di regia e gli operatori del Consorzio Venezia Nuova a premere il pulsante e attivare anche questa mattina all'alba le paratoie gialle del Mose. Non era previsto per una quota massima di 110, registrata in mare alle 7.55, ma come detto la forza del vento ha consigliato prudenza. Così, grazie alle barriere, l'onda di marea si è fermata a 68 a Punta della Salute e ai 75 misurati a Chioggia, valori ben al di sotto di quelli che mettono a rischio la città. Così Venezia si è svegliata all'asciutto senza nemmeno bisogno di posizionare le barriere, prima montate e poi tolte, per l'entrata in funzione del Mose attorno alla Basilica. La soddisfazione del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. La utilizzazione del Mose ci ha messo in condizioni di tranquillità. Non si è potuto per questo provare le paratoie che abbiamo attorno alla Basilica, ci saranno sicuramente delle altre occasioni, però registriamo positivamente che questo sia verificato nella giornata di ieri oggi. A una settimana esatta dal terzo anniversario dell'Acqua Grande del 12 novembre 2019 si respira una maggiore tranquillità. Anche domani mattina però è previsto un nuovo picco di marea a 105 alle ore 9, ma stavolta il Mose non dovrebbe sollevarsi. Il Mose noi abbiamo bisogno che chiuda sempre, voglio dire, quantomeno per il tempo che servirà per mettere in sicurezza la parte delle realtà che sono attorno a San Marco.